Buongiorno, mi chiamo Enrico Vidal, sono un pediatra e sono il direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia pediatrica e rappresento l'azienda ospedale Università di Padova nell'ambito del European Reference Network ERCNET, che è l'European Reference Network dedicato alle malattie renali rare. Questo ERN comprende 70 centri che sono distribuiti in 18 paesi europei e l'azienda ospedaliera di Padova è rappresentata, oltre che dalla nefrologia pediatrica, anche dalla unità operativa complessa di nefrologia, il reparto adulti diretto dal professor Lorenzo Calò. Il nostro ERN è organizzato in 9 gruppi di esperti, in 9 gruppi tematici di esperti, per appartenere ai quali è necessario documentare e dimostrare uno specifico expertise ed eseguire delle specifiche prestazioni dedicate a dei gruppi di patologie. In dettaglio i gruppi comprendono le anomalie congenite di sviluppo dei reni e delle vie urinarie, le glomerulonefriti ereditarie ed immunomediate, le patologie del tubulo renale, le malattie metaboliche che possono avere un interessamento renale, le microangiopatie trombotiche, le alterazioni strutturali del rene a trasmissione genetica autosomico dominante e poi la dialisi pediatrica ed il trapianto di rene pediatrico. La nostra azienda è particolarmente coinvolta in 2 ambiti dell'ERN. Un ambito è il registro che si chiama ERC-REG ed è un registro che consente di mappare le caratteristiche cliniche, diagnostiche e terapeutiche di pazienti affetti da queste condizioni rare, e questa è una grande funzione perché proprio raggruppando, delineando quelle che sono le caratteristiche cliniche di bambini e adulti affetti da queste condizioni rare è possibile migliorare quello che è il nostro approccio diagnostico-terapeutico. E il secondo ambito è quello della ricerca. In dettaglio, grazie anche all'expertise del professor Calò sul versante clinico e di ricerca nel campo delle tubulopatie, abbiamo la possibilità di partecipare alla task force della ricerca nell'ambito appunto dell'ERN, ERCNET. Abbiamo la possibilità di operare all'interno di questa rete di eccellenza non solo perché c'è la presenza della nefrologia pediatrica e della nefrologia adulti, ma anche perché questa azienda consente il coinvolgimento di altri professionisti che sono necessari appunto per appartenere a queste reti di eccellenza, professionisti sul versante clinico, sul versante chirurgico, sul versante della diagnostica per immagini e sul versante anche della medicina di laboratorio, ma anche perché abbiamo altre figure professionali al di là dei medici che vi partecipano, che quindi sono degli infermieri che hanno delle specifiche preparazioni in questo senso, abbiamo un coinvolgimento dell'associazione pazienti, abbiamo il coinvolgimento di nutrizionisti, dietisti, assistenti sociali e psicologi clinici. Far parte di questo European Reference Network, ma più in generale di qualsiasi European Reference Network, è un'opportunità per la nostra azienda, ma è anche un vantaggio per i pazienti. Gli ERN sono delle reti virtuose, per cui per appartenere a queste reti è opportuno documentare e dimostrare un'attività che deve essere mantenuta nel tempo e che deve appunto raggiungere delle caratteristiche di eccellenza. Inoltre queste reti ci consentono di fare quella che si chiama la consultazione virtuale, ovvero abbiamo la possibilità di discutere i casi più complessi sfruttando l'expertise di colleghi che sono che hanno delle conoscenze particolarmente approfondite rispetto a delle specifiche patologie che sono magari disposte in diversi paesi europei. Inoltre è necessario mantenere un'alta formazione di quello che è il gruppo medico che lavora nell'ambito dell'ERN e che quindi in qualche modo deve lavorare sia come docente ma anche come discente in ambito di specifici progetti educazionali. È necessario documentare una certa attività scientifica e poi c'è la possibilità di partecipare a studi, a trial clinici che coinvolgono anche farmaci innovativi e che rappresentano certamente una speranza per i pazienti affetti da queste malattie rare. Grazie.